Medicina a Treviso, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale, il presidente Zaia è pronto a dare battaglia. Andremo avanti fino alla Corte Costituzionale. Tragico incidente sul lavoro alla meccanica Lovato di Chiampo. Operaio di 49 anni finisce nella fresa, muore schiacciato, vani i soccorsi dei colleghi. Dramma a Brogliano, 13enne si tuffa nelle acque del Lagno, muore annegato davanti agli occhi dei suoi amici, l'aveva fatto anche il giorno prima postando le foto sui social. Ultimo giorno di scuola, decine di iniziative all'aperto oppure online. Il Max Planck di Lancenigo fa suonare l'ultima campanella su YouTube per riunire almeno virtualmente preside, insegnanti e studenti. Presentata ufficialmente la candidatura del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni alla presidenza della Regione Veneto, Lorenzoni guiderà una coalizione di centrosinistra e movimenti popolari. Inaugurata stamane a Chioggia la stagione balneare 2020 tra timori e speranze degli operatori in ginocchio per la pandemia. Ora si spera nel ritorno degli stranieri. Biglietti clonati, 1400 fan di Vasco Rossi truffati durante il tour di concerti del 2018 che toccò anche Padova proprio 2 anni fa, il 6 giugno. Coinvolti 2 prestanome padovani. Ben ritrovati, buonasera. Il notiziario regionale del Veneto apre come sempre con la conta. Abbiamo il bollettino emanato da poco dall'azienda Zero che ci dà i dati del contagio da Covid-19 delle ultime 12 ore. Sono dati che continuano ad essere fortunatamente positivi, con un solo caso di positività in tutta la regione del Veneto e 3 pazienti deceduti appunto nelle ultime ore. Andiamo insieme a vedere la tabella, è quella che potete vedere nello schermo. Siamo a 19.183 il totale dei casi di positività da Covid-19, più un caso a Venezia, un caso a Vicenza, meno 1 a Verona. I casi attualmente positivi in Veneto sono 1.107, le persone che sono venute a mancare sono 1.953, mentre le persone che sono guarite sono 16.123. Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 1.057 persone. Sono confortanti anche le notizie che parlano dei ricoverati nelle terapie intensive della nostra regione. Di fatto in area critica ormai praticamente non c'è più alcun paziente, mentre alcuni sono ricoverati nelle aree non critiche delle nostre terapie intensive. Il dato dei decessi: 3 persone sono mancate nelle ultime 12 ore, una presso l'ospedale di Villafranca, siamo a Verona, un'altra presso l'ospedale di Schiavonia e un altro paziente invece è deceduto presso l'azienda ospedaliera di Padova. E restiamo proprio a parlare di sanità e istruzione in questo caso, perché è scoppiata la bufera quando il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale che avrebbe istituito un corso di medicina e chirurgia nella città di Treviso. Il governatore Zaia ha detto andrò avanti fino alla Corte Costituzionale. Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa, noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso. Il presidente del Veneto non le manda a dire, commenta così la notizia della decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale che istituisce un corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso in accordo con l'Università di Padova. Un fulmine a ciel sereno che ha provocato un'alzata di scudi in Veneto a tutti i livelli. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Il governatore Zaia è deciso ad opporsi con tutti gli strumenti, ma auspica che possa esserci anche un ripensamento, visto che il governo ha tempo fino al 16 di giugno per depositare l'impugnativa. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Zaia invita quindi il governo a prendere in mano e chiudere velocemente la questione. È ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, 2 colpe,
che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Un corso completo di laurea che arriverebbe in un ospedale con già 8 reparti universitari e presto anche una nuova struttura. La ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione. La cronaca, tragico incidente sul lavoro alla meccanica Lovato, siamo a Chiampo, un operaio è finito nella fresa ed è morto schiacciato. Tragico incidente sul lavoro alla meccanica Lovato in via dell'Artigianato a Chiampo. Un operaio di 49 anni è morto schiacciato mentre stava lavorando ad una fresa. Giuliano Pandolfo, questo è il suo nome, era un operaio esperto da diversi anni in azienda. Stava lavorando su una fresa di grosse dimensioni quando improvvisamente sarebbe stato come inghiottito dal macchinario. Femore, gola e testa sono rimasti schiacciati e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati gli stessi compagni di lavoro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, SUEM, Carabinieri e Spisal. Difficile ancora capire come Pandolfo sia finito dentro la macchina. Il 49enne, nato ad Arzignano ma residente a Chiampo, lascia la moglie e una figlia. E un uomo di 40 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Vestena Nova. Siamo in provincia di Verona. L'uomo, un operaio residente nel comune veronese, mentre viaggiava sulla strada provinciale 17, ha perso il controllo della sua Kawasaki 1000, finendo nel dirupo che costeggia la strada. Il primo ad allertare i soccorsi è stato un carabiniere libero dal servizio che, accortosi dell'incidente, ha chiamato i sanitari del 118 ed è sceso nella scarpata dove ha trovato l'uomo che è morto purtroppo poco dopo. Tragedia ieri pomeriggio a Brogliano. Mattia, 13 anni, si è tuffato nelle acque del Lagno ed è morto annegato davanti agli occhi degli amici. Mattia Storti, 13 anni, è morto ieri dopo un tuffo nel Lagno a Brogliano. Una tragedia impossibile da superare per gli amici che lo hanno visto sparire tra i flutti del Lagno particolarmente impetuoso dopo le piogge scorse e per i suoi genitori. Mattia, promessa del calcio a 5, era figlio unico. Doveva essere una giornata di divertimento, la scuola terminata, il lockdown alle spalle, finalmente poter stare con gli amici. Il ritrovo sulle sponde del Lagno e poi quel tuffo, un punto maledetto nel tratto delle Briglie. I mulinelli d'acqua probabilmente hanno tirato sul fondo Mattia. Quando il corpo è riemerso era una trentina di metri più in là, incagliato su una roccia. Uno degli amici, arrampicandosi sull'argine, è corso verso il vicino hangar della pista aerea per ultraleggeri a chiedere aiuto. Chi era presente ha preso delle corde e si è precipitato sulla sponda avvisando i soccorsi, vigili del fuoco, SUEM, carabinieri. Il 13enne, afferrato, è stato portato a riva e cercato vanamente di rianimare. Sotto shock i ragazzini che erano con lui mentre la comunità di Cornedo Vicentino, dove Mattia viveva, si stringe attorno alla famiglia. Cornedo intera sta vivendo una tragedia e sta vivendo momenti mai prima d'ora vissuti. Un'intera comunità però si stringe attorno a papà Andrea, a mamma Alessandra, nel ricordo di Mattia, un ragazzo, un ragazzino con grandi speranze, una grande voglia di vivere, una grande vivacità. A nome mio, di tutta Cornedo, un abbraccio veramente di cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo conoscevano. Oggi è stato anche l'ultimo giorno di scuola per tantissimi ragazzi, una campanella che di fatto non è suonata, nonostante i tentativi di molti insegnanti di cercare di far incontrare almeno virtualmente i loro ragazzi. Guardate che cosa è successo in un istituto di Lancenico. -4, 3, 2, 1... Ecco la campana, ragazzi, ecco l'ultima campana. Un arrivederci a settembre nella speranza di poter tornare a guardarsi tutti negli occhi e ritrovare la scuola così come l'hanno lasciata mesi fa. Non poteva mancare la campanella e così, ad esempio, all'Istituto Tecnico Industriale, il Max Planck, centinaia di studenti hanno condiviso su YouTube l'ultimo giorno di scuola. Ecco, adesso pensiamo a settembre. Noi speriamo di poterci rivedere in presenza perché la scuola è questo
è anche questo insieme di sguardi, di contatti, di relazioni. Uno stop forzato per tutti che ha ricordato quanto la didattica sia anche e soprattutto relazione e non solo contenuti. Il saluto della dirigente scolastica accompagnato da quello di alcuni professori, il ringraziamento alla tenacia dei ragazzi e dei docenti che con dignità e impegno hanno gestito questi mesi e la certezza che nessuno sarà lasciato indietro. Riposatevi in questo momento, ma poi non mollate, è fondamentale. Noi poi vi garantiremo le condizioni perché avvenga il recupero di ciò che non è stato possibile durante quest'anno. Su YouTube oppure su Instagram, come gli studenti del liceo veronese di Montebelluna che hanno organizzato questa mattina una diretta saluto cui hanno partecipato docenti, rappresentanti di genitori e istituzioni. È stata un'idea veramente innovativa e vedere, come dire, così tanti ragazzi che vi seguono vuol dire che insomma c'era voglia di vedersi, c'era voglia di parlare e di salutarsi. Nella grande confusione che ancora regna e che porterà la scuola allo sciopero voluto dai sindacati per lunedì, una certezza rimane, quella di essere mancata ai suoi studenti che con questi segnali hanno voluto ricordare: noi ci siamo. Ancora ultimo giorno di scuola, andiamo a Bassano del Grappa per vedere come hanno festeggiato i ragazzi di alcune scuole medie con l'iniziativa Tiriamo la lingua al coronavirus. C'è stato il Covid, ci sono state le lezioni a distanza, ma il cuore, quello non è mancato e sono stati gli oltre 200 ragazzi della terza media dell'Istituto Comprensivo 1 i protagonisti di un addio dopo i 3 anni di scuola media Vittorelli e del plesso scolastico di via General Basso, tutti assieme dopo tanto in un appuntamento ai Giardini Parolini con tanto di magliette in regalo. Un anno insolito che si conclude in maniera insolita grazie all'organizzazione del Comitato dei Genitori Vittorelli che ha saputo utilizzare questo parco per poter fare una manifestazione legata al saluto, al commiato ma anche all'augurio a tutti i ragazzi di terza di poter concludere degnamente questo anno scolastico e questo ciclo di studi. E a breve gli esami in forma anche questi completamente diversi dagli scorsi anni. Si tratta di un colloquio, di una presentazione di un elaborato che verrà discusso dopo il 15 di giugno, ma i ragazzi hanno già presentato i loro materiali e quindi sulla scorta di quello che hanno scelto come tema sicuramente saranno degli esami speciali. Sorrisi, commozione e tanta voglia di ricominciare. È stato un anno molto bello perché oltre ad aver imparato una nuova tecnica di apprendimento abbiamo anche imparato ad usare meglio il computer e le tecnologie nuove. Mi dispiace molto ma devo lasciare, però non è un addio ma è un arrivederci. Si dice che per chi chiude una porta con un'esperienza forte per tutti quest'anno è pronto ad aprirsi un portone verso il futuro e la vita. Aprirà entro pochi giorni il tratto della Pedemontana tra i caselli di Breganze e Malo. Lo ha confermato oggi il presidente Zaia, che ha dato anche le tempistiche dell'apertura. Aprirà entro pochi giorni il tratto della strada pedemontana che collega i caselli di Breganze e Malo. Lo conferma il presidente Zaia, che dà anche i tempi dell'apertura. Una decina di giorni, 2 settimane si apre. Questo ve lo posso annunciare. Stiamo parlando della più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono quasi 95 km di strade. Stiamo parlando del più grande cantiere dal punto di vista finanziario, 2 miliardi 258 milioni di euro. Stiamo parlando di almeno 1600 lavoratori. L'apertura è slittata di pochi giorni a causa del lockdown che ha rallentato i cantieri. Noi siamo pronti, è un fatto di procedure. Vi devo anche dire che abbiamo avuto il lockdown e sono stato io a dire inutile che con il mondo fermo andiamo a aprire un'infrastruttura. Sono una decina di chilometri, in totale se partiamo da Malo, andiamo verso la 31, la Valdastico e poi finiamo a Breganze, noi abbiamo già aperto il tratto fino a Breganze, avremo 20 chilometri dei 96 già aperti. La data di consegna definitiva dell'opera si avvicina rapidamente. Noi abbiamo un fine lavori programmato per contratto a dicembre 2020. Non ho sbagliato anno, dicembre 2020. Considerate che tutte le grandi opere sono state fatte. Ecco cosa cambierà con l'apertura della Pedemontana. Un Bassano Montecchio, me rovino, potrà essere di un quarto d'ora, 20 minuti a farla grande. Oggi uno dice cosa ha detto Zaia? O un Treviso Bassano 20 minuti, oggi ci vuole un'ora e 10, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Un Montebelluna Bassano ce lo danno a 10 minuti. E cambia il mondo. E soprattutto mettiamo in sicurezza, ad esempio,
la Gasparona piuttosto che la Schiavonesca Marosticana, la quale è la strada più pericolosa d'Italia. Ora andiamo a Padova, politica, perché è stata presentata ufficialmente la candidatura di Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, alla presidenza della Regione del Veneto. Si parte con l'obiettivo di vincere, di portare un governo nuovo alla Regione del Veneto e di iniziare una nuova primavera, in qualche maniera passare da una gestione ordinaria, diciamo così, senza slanci, ad una progettualità vera per la Regione. Siamo stati fermi per troppo tempo. Il vice sindaco di Padova, 53 anni, padre di 3 figli, ingegnere e professore universitario, ha presentato la squadra dei gruppi e dei partiti di centro-sinistra che lo sosterranno nella difficilissima sfida a Luca Zaia per la presidenza del Veneto. Partito Democratico, Veneto che vogliamo, Verdi più Europa e Centro Democratico, Veneto Civico, Volt, Sanca Veneta, Veneto Vivo e Democrazia Solidale. Porte aperte, ha ribadito Lorenzoni, a Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda, se vorranno contribuire al progetto. Su quali priorità si basa? Riportare questa regione ad essere attrattiva per i giovani, bloccare quell'emorragia di 30.000 giovani l'anno che se ne vanno, soprattutto giovani formati, e quindi di rendere il Veneto attrattivo. Questo vuol dire uno slancio per l'economia, vuol dire un'attenzione all'ambiente, vuol dire un'attenzione alle fragilità delle persone che oggi sono lasciate troppo da sole. Penso a un Veneto innovativo, sostenibile e solidale, ha detto Lorenzoni alla presentazione al Museo della Medicina di Padova. Dopo 25 anni di governo di centrodestra, la regione deve cambiare. Pensiamo alla sanità e pensiamo a tutti i servizi sul territorio che oggi ci sono nelle schede ma non sono mai stati potenziati, concretizzati. Pensiamo al trasporto pubblico, banalmente il biglietto unico per il trasporto pubblico regionale, che sarebbe una cosa semplice ma che cambia la vita di ciascuno di noi, non è mai stata fatta. Se poi pensiamo ai servizi alle imprese, ecco, l'integrazione della nostra economia non si è vista. Cioè abbiamo avuto un impoverimento economico, ma pensiamo alle banche, pensiamo alle imprese di pubblica utilità che in questi 10 anni ci hanno visto impoverire il territorio in una maniera drammatica per tanti versi. Dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo aprire gli occhi e capire che dobbiamo rimborcarci le maniche, non con la comunicazione ma con i fatti. Lorenzoni ha concluso comunicando che non ci sarà alcuna lista del Presidente perché, ha spiegato, porterebbe via nomi e voti a tutte le forze della Regione che hanno accettato di combattere questa battaglia. Si terrà il prossimo 16 ottobre l'udienza della cosiddetta strage della Solfatara di Pozzuoli, dove il 12 settembre 2017 persero la vita durante una visita turistica i coniugi veneziani Massimiliano Carrera, Tiziana Zaramella e il loro figlioletto Lorenzo, inghiottiti uno dopo l'altro da una voragine apertasi sotto i loro piedi e soffocati dai gas del sottosuolo. Si tratta dell'ennesimo rinvio deciso a causa della pandemia, prevista la requisitoria del PM, al termine della quale davanti al giudice del Tribunale Partenopeo i sostituti procuratori avanzeranno le loro richieste di condanna nei confronti dei 7 imputati. I familiari delle vittime sono già stati risarciti in sede civile e attendono giustizia ora anche sul fronte penale. Ci spostiamo a Chioggia, dove è stata ufficialmente inaugurata la stagione balneare con una brindisi augurale. Brindisi e taglio di nastro, è aperta ufficialmente e sotto il migliore degli auspici la stagione balneare 2020. Da questo fine settimana da Bibbione a Chioggia sono aperti buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi. Sono prospettive positive, intanto siamo qua per ringraziare anche gli operatori che come sempre hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno già preparato le proprie strutture, sono pronti. È fondamentale che oggi ci si riempia ovviamente dei turisti perché sono la parte importante per crescere, per portare appunto quell'occupazione, piano occupazionale di ricchezza che è fondamentale. L'azienda del turismo tocca 18 miliardi di PIL nazionale, lo ricorda spesso il governatore Zaia, ed è fondamentale che arrivi per tutto il tema anche socio-economico del nostro territorio. Le prenotazioni sono tantissime, questa settimana addirittura non riusciamo neanche a rispondere a tutti, però veramente questo ci indica una grande stagione. Ovviamente tutto questo ci comporta una grande più attenzione per i nostri ospiti, sia nel servizio ma soprattutto
una vacanza in sicurezza e in pieno relax. Un'estate che si preannuncia meno complicata del previsto, tutto è pronto per accogliere pendolari e turisti, auspicando di poter abbracciare presto anche quelli d'oltreconfine, tedeschi e austriaci in maggioranza, da sempre affezionati al nostro litorale. Fortunatamente alcune frontiere, pensiamo a quelle tedesche, di fatto sono già state aperte. Ora stiamo lavorando anche sull'Austria perché permetta ai loro concittadini di poter venire da noi, perché su 70 milioni di presenze turistiche il Veneto fa 50 milioni di stranieri. Di questi 50 milioni di stranieri 2/3 sono di lingua tedesca, quindi voi capite che Austria, Germania e Svizzera per noi è fondamentale. Pronta, uscirà a giorni, ha confermato l'assessore al turismo Federico Caner, la campagna pubblicitaria della Regione Veneto per incentivare il turismo. La prossima settimana presenteremo un piano turistico importante, innovativo, non soltanto capiente dal punto di vista delle risorse economiche che metteremo, ma soprattutto nuovo, e nessuna regione in Italia ha fatto, che ad oggi che mi risulti, un piano innovativo come quello che presenteremo noi. Spiagge sicure, il governo ha stanziato 5 milioni di euro per vigilare proprio lungo il nostro litorale. L'ha annunciato il sottosegretario Achille Variati. Il Ministero dell'Interno dà il via all'operazione Spiagge Sicure per l'estate 2020 stanziando 4 milioni e 800 mila euro, non solo contro contraffazione e abusivismo commerciale, ma anche per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e di tutte le prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Dobbiamo vegliare su alcuni comportamenti sbagliati e soprattutto aiutare i gestori a mantenere quegli accorgimenti su cui abbiamo raggiunto un accordo di protocollo e una particolare attenzione alle spiagge libere, perché lì i gestori non ci sono, però non possiamo abbandonarle. L'iniziativa coinvolge 150 comuni litoranei che riceveranno fondi che potranno essere impiegati per l'assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato e per le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale. Anche dal punto di vista turistico deve passare la sostanza e l'immagine che il Veneto, le spiagge del Veneto, la montagna veneta, la collina veneta, le città d'arte venete, a iniziare da Venezia, sono luoghi sicuri. Sono luoghi sicuri. Se un turista europeo o meno vuol venire in Italia e vuol venire qua, sa che qua trova un luogo sicuro. Il messaggio di un territorio sicuro dal punto di vista sanitario per il turismo sarà anche diffusa attraverso un ampio piano di promozione. A livello nazionale partirà una grande campagna di reputazione del paese Italia, perché in giro per il mondo a un certo punto noi per un bel mese e mezzo sembravamo essere il luogo della pestilenza, addirittura superiore alla Cina, figuriamoci. E qui abbiamo detto le cose come stanno all'unità di malato, tutto è stato reso noto con una trasparenza assoluta. Scusi, mi sento la responsabilità di dirlo, non penso che la stessa cosa sia successa in Cina. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora le notizie dal Veneto. $1.400 fan di Vasco Rossi truffati per le tappe di un concerto che toccò anche Padova circa 2 anni fa. Una banda era riuscita a clonare il sito che vendeva i biglietti. Sentite che cosa è accaduto. Ci sono anche un 61enne di Albignasego, in provincia di Padova, e un 43enne moldavo residente a Fontaniva, sempre in provincia di Padova, tra le persone che la Procura di Bologna ritiene facessero parte di una banda di truffatori ai danni di almeno 1.400 fan di Vasco Rossi. Il gruppo criminale aveva clonato il sito di un'agenzia di vendita di biglietti online per la tournée Non Stop Live 2018 del cantautore Rizocca, riuscendo a intascare così qualcosa come oltre 500.000 euro, ma lasciando senza biglietto gli ignari appassionati di Vasco che solo il giorno del concerto si accorgevano che ai varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice in loro possesso, acquistato anche molti mesi prima dell'evento, non era valido.
Di qui le indagini della Procura su segnalazione della società autorizzata a vendere i biglietti per i concerti del tour del 2018. La Procura della Repubblica di Bologna ha potuto riscontrare che i siti internet, le SIM telefoniche e i conti correnti utilizzati per ricevere i pagamenti delle false prenotazioni per i concerti fossero intestati appunto a dei prestanome. L'indagine potrebbe perciò far emergere altre responsabilità. Adesso ci spostiamo a Vittorio Veneto, dove l'iniziativa del Vescovo Pizziolo sta già dando i primi risultati. Ha chiesto ai sacerdoti di devolvere un mese della loro retribuzione alle persone in difficoltà. Le condizioni economiche che abbiamo dovuto affrontare e che affrontiamo mettono in crisi tante realtà produttive e di conseguenza anche tanti operai e tante famiglie. Nuove povertà. Nel vittoriese le prime avvisaglie delle conseguenze economiche della crisi sanitaria, conseguenze che saranno molto più evidenti a partire dall'autunno. Da qui il suggerimento del Vescovo Monsignor Pizziolo ai sacerdoti e prima ancora un proposito per se stesso, destinare a chi si trova in difficoltà la propria retribuzione di un mese. È una proposta, non è un obbligo evidentemente. Ho detto vescovo e sacerdoti, sentiamoci di condividere la situazione di difficoltà che tante famiglie e persone stanno vivendo e vivranno ancora di più nei prossimi mesi. Un piccolo modo è proprio quello di devolvere una mensilità della remunerazione che abbiamo a questo scopo di aiutare persone e famiglie bisognose in sintonia con la Caritas diocesana. Mi pareva un gesto di condivisione che è stato molto apprezzato anche da parte dei sacerdoti stessi. Un'idea che è stata accolta positivamente dai parroci e dai religiosi della diocesi. Sta ricevendo le offerte, i contributi che i vari preti desiderano e vogliono fare. Perché, conclude il Vescovo, già Caritas e realtà parrocchiali stanno toccando con mano l'aumento di cittadini bisognosi. Fanno i conti con una pesantezza che sta dimostrandosi sempre maggiore, questo purtroppo è vero. Speriamo che ci sia una ripresa che sorprende, ma le previsioni non sono così belle, diciamo. Ed ora nel Bellunese per parlare di trasporto pubblico. Sono ripresi i collegamenti con Soldano, Cadore, aree industriali di Sedico e Agordo. Da luglio saranno riattivati anche i servizi turistici. Il presidente Padrin, un po' alla volta cerchiamo di far tornare il servizio alla normalità, ma sulla situazione pesa il bilancio di Dolomiti Bus. Si sapeva che il tema del trasporto pubblico dopo il coronavirus sarebbe stato uno dei più difficili da affrontare. La situazione economica finanziaria di Dolomiti Bus ha messo in crisi l'intero sistema con disagi enormi per i cittadini, dice il presidente della provincia Roberto Padrin. Il numero e i dati dei ricavi sono preoccupanti. Nel solo maggio del 2019 i ricavi ammontavano a 600.000 euro, nel 2020 a 42.000, quindi potete ben capire che la situazione è sicuramente molto difficile. Come venirne fuori? Stiamo cercando di riattivare gradualmente più corse possibili in modo da venire incontro proprio alle esigenze dei sindaci e dei cittadini che ci stanno scrivendo ora in maniera incessante in questi giorni. Certamente va incontro alle esigenze del territorio la riapertura da lunedì prossimo dei collegamenti con Soldano, Cadore e aree industriali di Sedico e Agordo, mentre entro luglio saranno ripristinate anche le corse dedicate al turismo. La decisione è arrivata ieri dal tavolo provinciale del trasporto pubblico. Sempre da lunedì entrerà in vigore l'orario estivo delle tratte Alano-Montebelluna-Valdobbiadene e Alano-Feltre. Io chiedo veramente pazienza, credetemi, stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far stare in piedi questo sistema, un sistema che mi vede anche presente al tavolo regionale quando dovremo cercare di mettere insieme le linee guida, soprattutto per il mondo del lavoro e il mondo della scuola. È tutto per questa edizione, come sempre ora le previsioni del tempo e dopo di noi il telegiornale del Veneziano. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Un nuovo fronte instabile si avvicina al nostro territorio, avremo dunque una domenica all'insegna del maltempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto avremo condizioni, come detto, di tempo spiccatamente instabile, con piogge e temporali diffusi un po' dappertutto. Localmente i fenomeni potranno essere anche forti e non si escludono delle grandinate. Temperature minime tra i 13 e i 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Stessa situazione se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo precipitazioni diffuse un po' ovunque, anche intense, specie durante la nottata. Temperature minime fino a 18 gradi, massime tra i 24 e i 26 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui la perturbazione porterà rovesci e precipitazioni temporalesche diffuse. Temperature minime sui 13 gradi, massime invece fino ai 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.